Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Ma un poco di più, siete in tante. Oggi noi siamo per la parità di diritti, una puntatona proprio che riguarda tutte le donne, ma soprattutto questa società che è veramente una società importante, forse una tra le più importanti d'Italia, se non la più importante d'Italia, ma parleremo anche della gara degli allievi che si è tenuta a Rossano Veneto, ricordiamo il quarto memorial a Riccardo Brunello, faremo un'escursione a Montichiari di Brescia, vedremo anche alcune clip interessanti che riguardano chiaramente il nostro oramai dottor Angelo Mazzucato, il quale sta facendo un successo esagerato, insomma tanti successi Scratch ha, uno su tutti è oggi l'assenza della Ilenia Lazzaro che non c'è, fategli un applauso che non c'è, ma per me un po', diciamo così, respiro, insomma. No, Ilenia, guarda, qua mi hanno già detto tutti che devi tornare al più presto possibile, perché insomma manchi per clamor di popolo. Allora, io intanto presento i nostri ospiti, intanto saluto Marco Paludetti che dicono che sei l'accompagnatore di questa squadra, Top Girl. Che bel nome. E poi dopo Mariotto Stefano, grazie Stefano per essere con noi, anche Lucio Rigato, vicepresidente di questa bella società, perché la presidentessa è tua moglie, che si chiama Patrizia Zanette. E poi Soraya Paladin, fatemi un applauso. Quest'anno ci ha tradito con il ciclocross, Giacomo Salvador. E come mai niente ciclocross quest'anno? Ho deciso di staccare un po' e penso alla strada. E beh, ci sono tante scuole di pensiero, ci sono scuole di pensiero che dicono no, bisogna allenarmi in una palestra, faccio il ciclocross, però vanno tutte rispettate, quando è l'atleta che decide, io credo, vero? Sì, sono d'accordo. E qui io sono d'accordo con te anche perché non sono d'accordo con quelli che invece vogliono gareggiare, ma i direttori sportivi tirano indietro. Succede, Presidente, a volte? Ma certo, io sono il primo. No, guarda che veramente andiamo mica tanto d'accordo. E allora quest'anno con la Cauz che ha fatto il trofeo? No, ma io ammiro la Cauz e il condivido, cioè la secondo più che condivido le sue idee, che sia un mezzo per prepararsi, questo è indiscusso. L'unica cosa che io non condivido è che con l'altissimo impegno che hanno nelle squadre elite, noi siamo una squadra U6, con il grandissimo calendario che c'è, io sono dell'avviso che una giovane deve recuperare e deve respirare, quindi è solo per un discorso di recupero e di avere delle prestazioni un domani più positive. O si fa una cosa o si fa l'altra. Se vincesse mai il Giro d'Italia, allora poi ti rivoglio qua, Ma Cioè- se si vince il Giro d'Italia abbiamo preparato l'inverno. Ah sì? È per quello che io la penso un po' diversa. Ah dai! Nonostante che non ho mai negato alla Francesca di farlo, Beh, questo perché ti copro. so che ha una grande passione e anche lo fa nel miglior modo che si vedono i risultati. Certo. Per questo, perché se andasse lì per divertirsi, nel senso passare la domenica, certo non la vorrei. Beh, poi dopo la sentiamo, con quella Francesca. Allora, Stefano Mariotta, tu sei uno di famiglia, insomma, la famiglia vostra è deputata al ciclismo, non c'è niente da fare, Siamo non se ne tutti, esce. sì, certamente, siamo tutti ciclisti, ex ciclisti da famiglie appunto. Poi dall'alto calano anche le grandi organizzazioni, le eccellenze. Io so che voi organizzerete una tappa del Giro d'Italia. Sì, quest'anno già l'idea era nata l'anno scorso da mio papà, un po' con la Francesca, una battuta da girare l'altra, poi col sindaco del paese, all'inizio sembrava sì, una roba così, invece poi si è concretizzata e quest'anno appunto assieme all'amministrazione comunale di San Fiore e alla società sportiva sanfiorese che si sono presi l'impegno principale e noi siamo diciamo lo sponsor principale, però abbiamo anche la sede dell'arrivo che sarà proprio davanti al nostro locale. Guarda, questo è l'inno alla speranza, no? Perché quando tu togli la speranza di mezzo,
insomma viene un cataclisma. E quindi voi siete veramente gli interpreti di una pagina bella del ciclismo. È chiaro che ci sono tanti problemi, poi ne voglio parlare col vostro vicepresidente, però certo che se delle persone si mettono in testa di fare delle cose con grandi sacrifici trovano anche i mezzi, trovano anche i sostentamenti, quindi la speranza è l'ultima a morire e c'è che proprio grazie alla speranza ne sta facendo una ragion di vita ed è proprio Marina Romoli, la quale ha avuto un incidente pauroso e con grande speranza, con grande volontà e anche, penso, con una grande condivisione di amici che la amano veramente, state facendo delle cose bellissime. Allora tu, Marco, mi devi spiegare a che punto state e soprattutto un bacione, un abbraccio grandissimo a Marina Romoli, che io penso che sia, diciamo, l'icona veramente del ciclismo e del ciclista. Sì, infatti è vero. Beh, è nato tutto un po' per caso perché praticamente tutto è iniziato da una gara dei professionisti di Luca Paolini, che è arrivato all'arrivo praticamente staccato, si è messo mostro un attimo la maglietta, questo è l'arrivo di Luca, a Roma Massima, si è messo praticamente Certo. vestito da clown con il naso rosso così, e per prendere in giro un po' il suo amico Filippo Pozzato, perché l'anno prima Filippo aveva vinto a braccia alzate, però non si era accorto che davanti ce n'era un altro e quindi aveva alzato le mani. Lui stessa cosa, ha detto finalmente anch'io ho la vittoria così, e io da questa ispirazione qua ho detto beh, mi invento qualcosa, faccio una maglietta e la creo e gliel'ho mandata a Luca Paolini. E insieme alla sua agenzia così, lui ha detto bella, 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 la mettiamo in vendita, però facciamo qualcosa, la diamo in beneficenza. Abbiamo pensato a Marina, che praticamente è l'icona per tutti. Io ho contattato Marina personalmente, lei giustamente sì, è rimasta sorpresa insomma, di questa cosa qua, e abbiamo creato questa maglia qua, dove viene aggiunto il suo logo, che è Certo. questo cuore qua di Marina dell'associazione l'Onlus, e fra 10 giorni la mettiamo in vendita online, dove tutti quanti la possono acquistare, e il ricavato lo diamo in beneficenza alla sua associazione. Fatevi un applauso perché lo meritate e noi incoraggeremo questa vendita perché è a scopo di bene. A noi ci piace quando i soldi vanno a finire a persone che veramente primo se lo meritano e soprattutto sono delle icone, perché quanta speranza può infondere una ragazza come la Marina nei suoi comportamenti, nella sua voglia di rivalsa, nella sua voglia di accettare la vita com'è, ma non accettarla allo stesso tempo e quindi andare sempre avanti con grande sacrificio. Che sia un carattere molto forte, perché ci ha toccato tutti quanti nel mondo del ciclismo, nel mondo dello sport, e quindi io sono rimasto proprio toccato anche da questo, quindi ho voluto fare questa cosa qua di mia iniziativa con il consenso dell'atleta. Quando si parla di ciclismo femminile, allora io ti devo dire la verità e lo devo dire ai miei telespettatori, quando guardo una partita di calcio delle donne devo ammettere che c'è una certa tiepidità, perché il gioco lo reputo più lento rispetto ai pari grado maschietti, così anche forse un po' meno nella pallavolo, però nello sport più popolare mi viene in mente il calcio. Perché dico il calcio? Perché lo stesso, come sport più popolare, dopo il calcio, se non prima, c'è il ciclismo. Quindi sono tiepido e quindi mi faccio un'autocritica, mi dispiace, non lo guardo con quell'interesse, con il quale invece guardo le donne. Io se guardo un Giro d'Italia, una gara delle donne, e io mi entusiasmo perché non vedo la lentezza e questo lo percepiscono anche i telespettatori. Forse, ahimè, sono i media che poco hanno capito che sia per quanto riguarda le donne, con questi problemi che ha avuto la Marina Romoli, sono degli autentici modelli, ma anche come la Cauzza e come tante altre donne che oggi, mi viene in mente la Voss, mi viene in mente tante atlete, danno modo sì che proprio il ciclismo al femminile sia quasi alla pari, io non voglio fare l'ipocrita, ma che sia quasi alla pari del ciclismo professionistico, perché poi dopo l'audience è sempre quella, un appassionato di ciclismo è diverso dall'appassionato di calcio, accetta tutto, cioè accetta nel senso che si appassiona sia con le donne che con gli uomini. Sbaglio o è un ragionamento stupido? Sì, sono due cose completamente diverse. Il tifoso nel ciclismo è un tifoso che tifa tutti quanti. Vai in una salita, passa il primo, passa l'ultimo, è tutto un tifo. Negli stadi di calcio purtroppo c'è questo grosso problema che ci sono due tifoserie opposte che sempre si guardano male, allineano la violenza così.
e non è proprio bello vederlo. Il ciclismo unisce tutti, cioè io vedo il Giro d'Italia è fantastico anche per questo, le salite piene di gente, vanno su i giorni prima tutti quanti assieme, anche l'ultimo viene sempre incitato, c'è proprio una differenza. C'è una vera popolarità. C'è una vera popolarità, il problema grosso è che purtroppo il calcio è sport nazionale, almeno in Italia, e quindi è visto in un certo modo dagli sponsor, dai media. Sul ciclismo si cerca sempre, si fa un po' fatica, insomma. Forse gli organizzatori, ma anche i dirigenti dovrebbero essere un po' più curiosi per capire quali sono i diritti del ciclismo, ma cercheremo di sviscerarli durante questa trasmissione. Si parlava, cara signorina, che il ciclismo aggrega le famiglie. È vero, ma i tuoi genitori ti accompagnavano insieme alla tua sorellina, sia quando facevate il ciclocross, ma mi pare che anche oggi i genitori nel mondo del ciclismo abbiano un'importanza. Sì, loro mi seguono sempre, sia i miei genitori che anche i miei nonni. All'inizio le gare erano del paese, quindi gli spostamenti non è che fossero tanto distanti. Adesso che iniziano a essere un po' più impegnativi, comunque fanno anche loro sacrifici e ci accompagnano per farci il tifo, insomma. E guarda, quando io sento parlare di queste cose qua, veramente, io non posso dire le parole per Ilenia Lazzaro, gliel'ho promesso, quest'anno mi comporto bene. Quindi però c'è una cosa da dire, che i tuoi genitori, insieme a questi comportamenti di queste persone, sono, secondo me, uno stadio fondamentale per poter capire che i genitori bisogna saperlo fare. E io nel ciclismo, ahimè, mi dispiace per altre cose, ho visto che ci sono i genitori che fanno sacrifici, non siete miliardari, come non lo siamo nessuno qua, però il sacrificio per accompagnare i figlioli, per essere vicini ai figli. Un domani tu non credo che direi ai tuoi: mi avete abbandonato, poi mi avete fatto lasciare andare nelle bische clandestine a giocare a videopoker. Credo che sia stato un bell'alveo del fiume, i tuoi genitori ti hanno tenuta. Sì, mi hanno dato il buon esempio sicuramente, hanno rinunciato magari loro la domenica ad andare al mare per portare noi a fare la nostra passione. Grandi paladini, fategli un applauso. Ma tutti. Qua abbiamo anche uno che si chiama come Pozzato Vero, però è lì, poi lo voglio inquadrare, è Pozzato, perché è venuto a trovarci, mi fa molto piacere. Allora, io adesso manderei sicuramente la prima clip. Siamo stati a Rossano Veneto, dove proprio a Rossano Veneto, i genitori, la famiglia di Riccardo Brunello hanno voluto organizzare insieme al Veloce Club Bassano 1892 un ricordo, come tutti gli anni sanno fare, proprio nella loro cittadina, a Mottinello, a Rossano Veneto, che è una gara dedicata agli allievi. Penso che ieri nel Veneto c'erano soltanto 2 di gare, per cui temo molto, che una volta c'erano 4, insomma c'erano molte, quindi temo anche per gli allievi. Per gli juniores abbiamo già capito che sono dure le cose, anche per gli under e soprattutto per le donne, che mi pare che qua ce ne siano 5 di gare in tutta Italia, e quindi insomma dolori di pancia. Andiamo a Rossano Veneto, andiamo con il quarto Memorial Riccardo Brunello, andiamo con questa bella gara dedicata agli allievi. Rossano Veneto, quarto Memorial dedicato a Riccardo Brunello, figura importantissima del panorama ciclistico, un grande appassionato, un grande uomo di sport, che ci ha lasciato il 15 dicembre del 2008, veramente una mancanza non soltanto per la famiglia, chiaramente questa è la prima, ma anche per tutto l'impianto sportivo, per tutto quello che era l'impianto del ciclismo. Qua vediamo tutti quanti nei nastri di partenza, tante sono le squadre, abbiamo già detto sono 111 i partenti dal Veloce Club Bassano, che oltretutto organizza, alla BC Sport, l'Unione Ciclistica Lupi, il Monselice, la Scuola Ciclismo Vo, il Pasiano, questa è una squadra che arriva dal Friuli. Poi parleremo anche del sacrificio degli accompagnatori, dei dirigenti di queste squadre, il team Este Bosaro, poi abbiamo lo Sprint Vidor La Vallata, il Mirano, la Liseo Gruppo il Giorgione, quindi il Maerne Olmo, la Roto Galespel, Fiumicello, il Postumio 73 Dino Oliviero, la Zanese, il Veloce Club Città di Marostica, la Cordioli di Qui Giovanni. Quindi quando parlo di Veloce Club Città di Marostica mi va il ricordo sicuro sempre
piacere nominarlo è Andrea Pozzato, il quale ha partecipato al trofeo Triveneto di ciclocross con grande successo, quindi viva la multidisciplinarietà, come d'altronde la BC Sport con Moreno Marchetti, anche lui è stato un grande protagonista. Vuole fare subito la gara dura il Veloce Club Bassano, infatti imprime subito una potenza e una velocità esasperata, ed è Yuri Pigato che insieme anche a Biasion Gianfranco stanno facendo la gara. Insomma, stanno facendo una gara dura perché non vogliono avere sorprese, vogliono che non ci siano fughe le fughe alla Faggiano, e cercano di tenere la gara con ritmi elevati proprio per presentarsi in ranghi non compatti alla volata, ma certamente creando una scrematura di tutto il gruppo. Ecco, vediamo un altro attacco, questo è l'attacco del numero 95 che è Samuele Zoccarato del Fiumicello, si aggregherà a lui, tra poco lo vedremo dalle immagini, Nicola Casolin del Pasiano. Eccolo qua, Nicola Pasolin del Casiano che dà una mano al fuggitivo, al numero 95, Zoccarato Samuele. Abbiamo detto, togliamo giù le mani dal ciclismo perché veramente stiamo attraversando un momento buio, ma buissimo, non soltanto per quanto riguarda la crisi che già ci sta un po' per tutti, ma se penso che la notizia che la gara delle gare, la Bassano-Trento, Trento-Bassano, l'Alcide De Gasperi, quest'anno partirà proprio da Rossano-Veneto, perché lo scorso anno hanno avuto dei grandi dolori di pancia perché ci sono delle tasse, dovete capire amici telespettatori, che alcuni comuni dando l'appalto ad altre agenzie devono pagare gli organizzatori i cartelloni pubblicitari lungo l'arrivo, con delle pendole da 10, 11, 18 mila euro soltanto per 3 ore di gare. È una cosa vergognosa che va veramente denunciata, quindi queste alchimie non funzionano, faranno soltanto che la mazzata definitiva per finire, per decidere di smettere di organizzare queste gare. Una vittima è stata anche l'Unione Ciclistica 2000, dove lo scorso anno proprio a Bassano hanno dovuto fare a meno di tutti i cartelloni, se no ci sono queste multe. È una questione veramente di principio, credo che sia anche anticostituzionale. Mettete giù le mani dal ciclismo, perché non è possibile veramente danneggiare economicamente già un ciclismo, già una disciplina che già sente tantissimo la pressione di questa crisi che ci sta veramente attanagliando tutti quanti. Almeno lasciateci vivere. Adesso vediamo altra bella scrematura del gruppo, una curva abbastanza pericolosa, e ne fa i danni proprio il numero 60, Carnielli Cristian dello Sprinvidor La Vallata, che subito si rialza perché è questo che insegna il ciclismo, e quindi è una parte fondamentale per l'educazione dei nostri figli. Si rialza e l'operatrice Alessandra Gazzola ti dice: si è fatto male? No, niente di male, metti a posto la catena e via subito, per il piacere di poter partecipare ad una gara. Intanto il gruppo chiaramente se ne va, non si aspetta, è come nella vita, bisogna andare avanti, e il gruppo si è ancora ulteriormente scremato, viste le medie esagerate, alcuni attacchi e contrattacchi da parte del numero 26, lo abbiamo visto, ed è Barison Emanuele. Ancora il 95 che si è fatto un mazzo tanto veramente in questa gara, che è Samuele Zoccarato, anche lui sta veramente spendendo molto, pagherà quasi sicuramente quando sarà l'ora del rush finale, l'ora della volata. Intanto ancora un bel primo piano di Biasion Gianfranco, il quale insieme ha tantissimo pedalato insieme a Yuri Pigato, hanno fatto una gara veramente tanto al vento, quindi vuol dire che ci tengono particolarmente a portare un velocista lì davanti. Uno su tutti potrebbe essere proprio Filippo Ferronato, ma abbiamo visto anche il Mirano andare molto bene, sempre state lei sulle prime posizioni. Intanto sono arrivati con uno squadrone incredibile, credo che siano stati 12-13, se non di più, i componenti di questa società oramai storica del panorama veneto, ma non soltanto. Tanto un saluto va anche alla signora Antonia, mamma del compianto Riccardo Brunello, e il papà Bruno. E adesso un saluto anche a Francesco Biasion, che è uno dei fautori, anche papà interessato, visto che il figliolo sta gareggiando proprio in questa gara. Intanto altri volti noti anche del trofeo Triveneto, abbiamo visto la Pauletto e tanta gente che sta aspettando il rush finale quasi a ranghi compatti, dove c'è un certo Ferronato Filippo che subito all'uscita dell'ultima curva si impone
veramente con grande caparbietà, vince questa quarto Memorial Riccardo Brunello, Leonardo Marchiori al secondo posto, Moreno Marchetti al terzo, Rocchetta Cristian al quarto, poi seguono Simeonato Alberto, Dainese Alberto, Moretto Michael, Lira Stefano e Giacomello Simeon. Gara organizzata dal Veloce Club Bassano, insomma, Filippo, sarei strafelice. Sì, ci tenevo moltissimo a questa gara, che comunque organizzava la mia squadra. All'ultimo chilometro sono andati via in 3, poi li abbiamo ripresi, è stato un piccolo rallentamento, ho scattato e sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Una gara sofferta anche a medie altissime. Sì, una fuga di 20 corridori, avevo 2 della mia squadra, quindi sono riuscito ad entrare senza far fatica, facendo lavorare gli avversari. Devo ringraziare anche loro perché mi hanno aiutato tantissimo. Complimenti. Grazie. Massimo, inizio col botto subito. Bellissimo, incredibile. Pensare, io l'avevo scommesso, avevo fatto una scommessa con i ragazzi, ho detto ragazzi attenti a Filippo che questo vincerà. Poi ai genitori loro, ci eravamo trovati fuori, ho detto Filippo lo aspetto a Rossano, sono sicuro matematicamente che vincerà. Incredibile. Una squadra che comunque ha parecchie eccellenze, ho visto anche Biasion che insomma è sempre stato là. Un ringraziamento incredibile a Biasion che ha fatto la gara, bisogna dirlo, sempre davanti, ha spinto il gruppo, siamo veramente molto contenti. Bravo. Bravi tutti perché poi incredibile, le maglie del Bassano sono state tra i primi. Morena Martini, una cosa, possono cambiare tutto, però quando la sostanza è buona e quando c'è gente che ha voglia di mettersi in discussione, lo sport non lo lascia mai da parte e tu ne sei una di queste. Guarda, possono cambiare le amministrazioni come è giusto che sia, è giusto che le amministrazioni cambino, però è giusto che perseguano degli obiettivi comuni per il bene dei ragazzi. Lo sport in particolare, queste famiglie che si mettono a disposizione degli altri. Noi non abbiamo le risorse naturalmente per fare tante cose perché i tempi sono quelli che sono, però fin tanto che ci sono famiglie come Brunello che mettono a disposizione non solo sostanze ma anche la possibilità di andare avanti con lo sport per i più giovani, allora anche noi amministrazioni siamo contente. Questa è una delle tante famiglie rossanesi amanti del ciclismo che si mettono a disposizione non per l'amministrazione ma per i rossanesi. Diego, un buon momento per ricordare la figura di tuo fratello, il buon momento perché è la famiglia che lo fa. Sì, diciamo che per il quarto anno consecutivo abbiamo organizzato una gara quest'anno per allievi in memoria di Riccardo, era il suo ambiente che tanto amava e quindi era giusto e doveroso per noi, seppur con tanti sacrifici, dato il momento che si vive in generale, insomma economico, comunque tentare di fare questa gara. È andato tutto bene, qualche scivolone, ma comunque fa parte del gioco, niente di grave. La giornata di sole ha contribuito in maniera importantissima a dare maggiore risalto alla gara, per cui tutto bene, tanto pubblico, sono molto contento e soddisfatto di come è andata. Adesso cominciamo a preparare già la gara per l'anno prossimo, a metterla in cantiere. Qualche piccolo accorgimento ci sarà da fare, però insomma tutto positivo. Sempre allievi? Ma lasciamo un punto interrogativo, ci pensiamo. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure e tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita
alla tua vita. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica con tecnologia filoscopica per accensione. L'Autofficina Sandri si avvale di tecnici altamente specializzati e attrezzatura all'avanguardia che consentono servizi per il mantenimento dei perfetti protocolli di sicurezza del tuo autoveicolo. Esperienze e affidabilità. Autofficina Sandri, il tuo veicolo in buone mani. L'autofficina Sandri la trovi in via Nazionale 120 a Belvedere di Tezzi sul Brenta e anche a Bassano del Grappa in via Stio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Good morning, I'm Björn Lökemans, I'm No, più forte, se no non va bene. E l'applauso lo estendo, è vero, a Mario Mariotto. Mario, la tua famiglia è veramente una famiglia dedicata, avevamo detto, al ciclismo. Metti pure il microfono vicino alla bocca, che io voglio sapere, tu hai una storia che ben rappresenta quello che è il ciclismo di un tempo, ma che è quello che è il ciclismo che è di oggi. Avevi un nonno che ha fatto il Giro d'Italia nel 25. Spiegami come è andata fuori quella tappa del Giro d'Italia. Il suo fratello, che era praticamente il capofamiglia, aveva 10 anni di più e era il fratello praticamente del nonno, anzi più vecchio ancora. E nel 25, mentre stava facendo la tappa del Giro d'Italia, sono passati per San Fiol e il nonno era partito senza l'autorizzazione del fratello. Quindi quando è passato per San Fiore lui ha aspettato dietro un platano con l'ombrello, le ha piantato nella ruota davanti e vai a casa che c'è il finale stellare. E ha detto, me l'ha sempre raccontata mio nonno. Fategli un applauso. Francesca, guarda, questa è emblematica questa storia, perché me la sono fatta raccontare da Mario perché è troppo bella. Il senso della famiglia non è cambiato nel ciclismo. Chi pratica il ciclismo c'è un capo, c'è uno che comanda, è quello che tira le file, è quello che tiene il timone. Succede sempre, che possa essere la mamma o il papà, però c'è sempre qualcuno in famiglia che ha praticato il ciclismo che è per le regole. È vero o non è vero? Beh, certamente. E nella mia famiglia, come si può dire, c'è pane e ciclismo, e sono tutti appassionati a partire da iniziare da mio nonno e i miei zii, i miei genitori e tutto, e niente, e vivono appunto per il ciclismo e hanno tanta passione e cercano di trasmetterla. Tu sei stata a Cittiglio per il trofeo Binda, no? Hai fatto un'ottima 17ª posizione. Sei soddisfatta di questo? Beh sì, mi ritengo molto soddisfatta della mia gara di ieri e appunto in questo periodo non ho passato un bel periodo e quindi niente, non pensavo veramente di riuscire a fare questa bella gara appunto, e poi è sempre una prova di Coppa del Mondo e quindi mi ritengo molto soddisfatta. Vi rendete conto che prima a microfoni spenti con Stefano, che è tuo zio, no, se non sbaglio, è tuo zio? Sì, sì. Non mi sbaglio. Parlava che è vero che il ciclismo femminile è in crisi, ma è sempre stato in crisi. Una volta però c'era soltanto un atleta, che era la Caninz. Oggi le atlete sono molte. Oggi cominciamo a parlare della Bronzini, cominciamo a parlare della Cauz, cominciamo a parlare della Vos, ce ne sono tante atlete che ispirano un po' l'immaginario collettivo. Insomma, potrebbero essere ispirazioni di emuli che possono comunque praticare lo sport del ciclismo.
Sì, in quest'ultimo periodo ci sono più nomi rispetto a una volta, però appunto le atlete magari di spessore sono cresciute, anche il livello di preparazione tutto è cresciuto, però gli sponsor eccetera forse vengono un po' a mancare e quindi a risentirci siamo sempre noi e questo movimento. Beh, ma se hanno visto le immagini del trofeo Binda, si rendono conto che era una gara esattamente con la mise en place come una gara per professionisti, non c'era nulla da obiettare, immagini se vogliono ne hanno e anche i media che hanno voglia di parlare di ciclismo possono benissimo farlo, in questa trasmissione si parla dai bambini fino ad arrivare alle donne, ai professionisti, perché il diritto allo sport deve essere di tutti, forse questo dovrebbero cambiare anche nei riguardi dello sponsor, lo sponsor deve anche capire che investire nel ciclismo prima ne hanno un ritorno esagerato, perché la vostra gara sicuramente 800-900 mila persone l'hanno guardata, se andiamo a vedere su YouTube ci sono già migliaia di persone, forse anche il nostro linguaggio deve cambiare. Sì, forse, però magari gli sponsor preferiscono più ad investire su un ciclismo professionistico maschile perché magari hanno un ritorno maggiore forse rispetto a un ciclismo femminile, anche se quest'anno siamo riusciti ad ottenere cioè ad ogni prova del Coppa del Mondo quest'anno ci riprendono e mandano in onda anche noi. Bene, un applauso anche a te. Io 2 righe di teoria me le sono fatte. Come si dice a Roma, il mondo sta cambiando, non è che dobbiamo stare come 30 anni fa, che c'era soltanto la Rai, metteva in onda quello che voleva e chiaramente le acclamazioni erano soltanto per quelli che erano i più forti di quell'epoca. Negli anni 70 c'era Moser, c'era Gimondi, c'era Fraccaro, quello vedevi. Oggi la scelta è più ampia, ma oggi c'è una grande scommessa da parte degli sponsor che possono investire su queste società, che comunque audience ne fanno parecchio, approfittando anche di tante televisioni, ce ne sono tante in Italia che stanno facendo un grande lavoro, che mettono in mostra le eccellenze del tutto italiane, dando veramente un contributo sostanziale in centinaia di migliaia di telespettatori, questa ne è una, ma ce ne sono altre. Per cui credo che bisogna cambiare forse il modo anche di porsi davanti all'adesionista, a colui che vuole investire sulle donne, perché credo che investire sulle donne intanto oggi come oggi costa molto meno che investire sul professionismo. Però i dati che io ho di certo, che quando guardiamo una grande gara come la Milano-Sanremo o le grandi gare a tappe del Giro d'Italia, insomma sono 1,8 milioni, 2,2 milioni, 2,5 milioni, quando ci sono le donne non è che sia tanto diverso. Le audience sono più o meno lì. La media sul Giro d'Italia posso dire che sarà intorno al 1 milione, poi ci sono i tapponi che fanno anche 3,5 milioni, però la media è quella, quindi bisogna non accontentarsi, pensare che non sono tutti fenomeni, si può investire anche sulle donne. Sbaglio Mariotto oppure dico una fesseria? Parli bene, infatti quest'anno approfittando del discorso Giro d'Italia e parlando con l'organizzatore del Giro, parliamo sempre delle donne, ho osservato, e comunque come pensavo io, che a livello mondiale c'è molta visione, cioè molto più di quello che pensiamo E oggi noi. c'è YouTube, oggi ci sono i network. No, ma ci sono dati alla mano che ci fanno vedere che tappe del Giro d'Italia donne, comunque devo ringraziare, cioè tra virgolette anche la Rai Sport, comunque sta dando una mano, comunque dico a livello mondiale, perché si parla del Giro d'Italia donne come una gara così, ma ricordiamo intanto che è forse la corsa a tappe per le donne, penso la più importante comunque, e poi appunto a livello mondiale ha una visibilità, dati alla mano, che impressiona. Perciò certo. Noi stiamo sottovalutando probabilmente il fenomeno, ma alla fine non è, forse è da prendere un po' più... Siccome io credo che Lucio abbia la faccia di una persona burbera ma molto intelligente, se sono 25 anni che promuovi questa squadra, che non mi pare che sia l'ultima arrivata, insomma ci credi più di tutti. Beh, la mia passione, è la mia malattia. È una bella malattia, ce l'avessero. Purtroppo io tutte le mie risorse le ho sempre versate nel ciclismo femminile, da sempre, altrimenti potrei tranquillamente avere una casetta in montagna o Si sono una accorti barchietta. qualcuno dei grandi, darti un premio, non lo so, oppure...
mai nessuno. Comunque io non lo faccio per No, avere, no, 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 no. per avere i premi, non Manco me ne frega io, niente. lo so. Io credo nelle ragazze e credo nelle giovani. Io credo nella buona educazione anche. Sì, certo, ho sempre investito e dato tutto me stesso, sia a livello fisico che economico, per le ragazze giovani che gli altri non vogliono. Ci hai mai pensato tu nella tua vita, 25 anni sono tanti, se fai un conto di quante ragazze sono gravitate intorno alla tua stessa età, cominciamo a parlare di centinaia di ragazze, no? Sì. Ti sei mai fatto un conto di quante potrebbero essere state? Ma sono vicino ai 300, calcolando che ho 148 maglie azzurre. Allora, ti sei mai riposto un'altra domanda? Che a queste 300 ragazze hai dato delle opportunità diverse? Ma io penso di sì. Dopo, quando si fa, da come la vedo io, quando si fanno queste cose o si interpreta una società come la vedo io, di pura passione e di sport, non di risultati e di costi, ma di far crescere le ragazze, lo devi mettere in cantiere che non devi mai aspettarti riconoscenza, primo, mai, perché altrimenti rimarresti molto deluso. C'ho ragazze intelligenti, ragazze brave che sono riconoscenti anche passando gli anni. Ho la fortuna che Bonzini, Gudazzo, Longo Borghini sono tutte passate dalla mia società. Sono ragazze che ancora tuttora, nonostante ciò, mi fanno gli auguri, mi abbracciano quando vedo. Che hanno potuto approfittare di questo per fare anche ingaggi piuttosto importanti, proseguendo la loro carriera con altre società. Loro sì, ma è giusto, io mi sono messo da parte, perché quando trovano una società che ha la possibilità di darle un soldino in più, è giusto che lo facciano anche loro. Guarda, adesso facciamo un gioco, se ti va facciamo un giochetto, dai. E voglio che poi dopo ci siano le ragazze qua, che interpretino il mio gioco, perché io parlo di educazione, perché credo che se una persona nel suo arco di vita, per me sono più di 300, a spanne, sono più di 300, non l'ho mai che contato. hanno gravitato sono molte di più, che hai dato un'opportunità sono molte di più. Il ciclismo offre sempre la spalla peggiore di se stessa, non approfittando mai delle spalle migliori di se stessa. Qualche anno fa, tu sai che a Gerusalemme piantano un albero dei giusti, no? Per un uomo che ha fatto delle cose importanti nella vita, basta aver salvato una vita, lo dico a voi, allora viene piantato un albero dei giusti col nome e cognome di questa persona. Non tutti sanno forse che uno che ha avuto questo grande onore da parte proprio dell'umanità è stato proprio Gino Bartali, al quale facciamo un applauso. Io ci ho lavorato assieme e lo ricordo sempre volentieri. E allora ti dico che forse il riconoscimento io lo intendo in quanto per questi motivi, e quindi se una dirigenza importante abbia una visione dei propri dirigenti che si smazzano, dovrebbe avere una delicatezza in più, che anche io ne faccio a meno volentieri. Però credo che la delicatezza e la medaglia te la daranno forse con un applauso le tue ragazze. Vediamo che intensità di applauso sanno sfornare per darti una medaglia al valore. Avanti, sentiamolo. Più forte del mio. Va bene, allora adesso facciamo un altro piccolo stacco per Ilenia, lo dedico. Allora andiamo con la prova internazionale d'Italia, Montichiari, Brescia, te la dedico cara Ilenia. Tanti campioni e grande spettacolo per la seconda prova degli internazionali d'Italia a Montichiari in provincia di Brescia. Nella gara donne prende da subito il comando e lo mantiene per tutta la gara la svizzera Under 23 Jolanda Neff, seconda posizione per la slovena Tanja Šakeli, terza Katrin Stirnemann. Le donne elite chiudono nell'ordine dopo i 5 giri previsti per loro. Giornata no per la nostra Eva Lechner, sempre nelle retrovie e che non giunge al traguardo. Tutti i più grandi specialisti dei cross country europei e non solo al via nella gara elite maschile, con un Marco Aurelio Fontana di ritorno dalla trasferta americana in grande forma che dà spettacolo dal primo all'ultimo giro, lasciando agli avversari la lotta per il secondo gradino del podio.
Giornata non proprio positiva per Daniele Braidot, che lotta tra i primi per quasi tutta la gara, perdendo posizioni nel giro finale, lasciando via libera a Florian Wögl e al gruppo di inseguitori composto da Tiberi, Gebauer, Keschbaumer e Naff. Marco Aurelio Fontana taglia il traguardo in prima posizione, acclamato dal folto pubblico di Montichiari, lasciandosi alle spalle Florian Wögl e Ralf Naff, che batte allo sprint Gerhard Keschbaumer per la terza posizione. Per la rivincita l'appuntamento è domenica prossima a Nalles in provincia di Bolzano. Montichiari è sempre una gara molto bella, è sempre piena di pubblico. Io ci tengo a vincere, la gente ci tiene che io vinca, quindi da quel punto di vista sono molto soddisfatto. La condizione sta crescendo bene, quindi come già detto non voglio gasarmi troppo perché la Coppa del Mondo è vicina e bisogna fare bene lì. Per i tanti studi, amici di Scratch, io mi auguro che stia facendo bella figura Ilenia, perché so che poi dopo mi tiri le orecchie, mi chiami e mi dici che ho fatto questa cosa che non andava bene. E come il compito, io da quando c'è l'Ilenia Lazzaro sono sorvegliato speciale, ragazzi. Chi è che ha seguito qualche volta l'Ilenia Lazzaro in trasmissione? Dimmi, qualche volta? Scratch senza l'Ilenia non è più Scratch. No, fuori, sei espulsa, fuori. Non gli credete questo. Ti ha pagato? No. Però l'Ilenia è brava. No, dagli il microfono, daglielo, devi dirglielo all'Ilenia. Sono Mario e io ero venuto qua per te e Ilenia. Ci ha tirato il pacco. No, ma si ristabilà. Guarda, sono mali, si dice che sono mali di stagione, Francesca. Però veramente... Speriamo non mi veda mia moglie. Francesca, dimmi la verità, ha dato quel tocco in più sta ragazza? Sì. Dai, perché? È competente? Voglio che parliate male un po' di lei. No, non si può. Impossibile. C'è già troppa gente che parla male. Ma come mai? Nel ciclismo c'è un po' di invidia. Quella Vero? tanta. E noi cerchiamo... Poi se si dice sempre quello che si pensa, ahimè... Beh, questo lo dico io, non lo dice Ilenia, è quello che penso. Ma pure i deficienti dicono quello che pensano, per cui voglio dire, sto a carte 48. Comunque, ritorna presto. Sta a casa, aspetta te, cara Ilenia, fategli un applauso. Paludetti, Marco, io so che tu sai tutto del mondo al femminile del ciclismo, me lo hanno detto. Sai tutto, sai molto. Qualche ricetta potresti darla, suggerirla, perché mi pare che ci siano soltanto 5 gare a livello nazionale. E non voglio parlare con il vicepresidente di questa società, pensare quanti soldi di trasferte costano. Mamma mia, perché il diritto allo sport però non c'è nulla che si può fare. Sinceramente, questo non posso dirlo io, di conseguenza. Quindi, Ma qualche consiglio che ti viene da detto ai lavori? Questo è un momento un attimo di difficoltà anche per la nazione, quindi trovare gli sponsor è molto difficile, lasciando stare i maschi che comunque appunto è un po' più facile perché comunque hanno più visione. Le donne, diceva lo stesso Lucio, non è proprio così semplice trovarle, mandarle avanti. Ma arrabbiarsi, le donne non fanno parte di questa società, secondo te? Non hanno gli stessi diritti degli uomini? Hanno gli stessi diritti, sì, però soltanto che non si riesce a capire perché le donne non vengono seguite come degli uomini, dai media. Secondo me vanno anche molto più forti certe donne di tanti uomini. Stefano, voi so che avete un ristorante. Più di uno. Più di uno, ecco. Sì, Chi è che ha le... Mi scappa. Chi è che ha le palle dentro? Una. Beh, forse mia sorella, Sabrina, che è la mamma di Francesca, che, insomma, però siamo in 5. No, ho capito, ma voglio dire, se mancasse lei, che un giorno dice guarda, io mi ritiro, un anno sabbatico, andatevela a prendere in quel paese. Ce ne sono ancora 4. Ho capito, però c'è una donna. Sì. Faccio sto discorso, caro, chiaro. caro vicepresidente, perché siamo una nazione che parliamo tanto di parità, ma tanto per parlare, poi alla fine quando ci sono delle trasmissioni che si deve parlare di donne, tutti dicono c'è da fare, ma c'ho la gara quella, insomma, voi dovete anche
indignarvi su questo, perché il problema credo che sia proprio culturale, oltre che adesso andremo a vedere ci sono anche dei problemi tecnici che si potrebbero risolvere con un po' di buonsenso. Ma la donna è sempre stata lasciata in un angolo. Dicono che c'è la parità, ma non c'è la parità, non è mai stata, almeno nello sport. In tutti i settori, il discorso come visibilità, discorso di investimenti. Io vedo l'anno scorso io ho registrato che abbiamo fatto, siamo andati in onda tra Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Spagna e Italia, e Giro d'Italia, 57 minuti in diretta con la visibilità dei miei sponsor dalla RAI e dalle televisioni nazionali e internazionali, però non riesco a prendere 5 lire. Quindi il perché bisognerebbe chiedere agli sponsor. Non è una domanda, perché noi più di far questo logicamente ci penalizza in maniera molto, e potremmo far crescere invece di prendere 9 ragazze giuste, che è il minimo che puoi prendere per fare una stagione, potresti prendere 10, 15, potresti fare doppia attività, perché all'estero ci sono tantissime corse, all'estero, però è in Italia che manca. Poi bisogna trovare degli sponsor internazionali con la testa che funzioni, ma ne parleremo. Ma bisogna trovarli però. Ma insomma, vi aiutiamo anche qua, la gente sa ragionare, ma adesso ne tiro fuori una di bella. Ma basta vedere che certe persone hanno cominciato a capire, specialmente nel mondo, io ho visto l'anno scorso e quest'anno, nel mondo degli sponsor tecnici, perché a me ha fatto un discorso il presidente, cioè il direttore commerciale di un'azienda molto importante, e che mi ha detto: Lucio Letta, nel settore femminile abbiamo raggiunto il massimo, però c'è un'evoluzione nel settore femminile. Te 10 anni fa quante ragazze vedevi per la strada? Tu adesso, indipendentemente dall'agonismo, tu vai per la strada e vedi tantissime donne che vanno in bicicletta da corsa. Ti dico due cose, io sono d'accordo su questo. È un mercato che si può entrare. Però bisogna monetizzare, un po' come noi in Italia come monetizziamo, mica possiamo vendere il Colosseo, lo smontiamo, lo rimontiamo. Possiamo però, grazie a queste grandi eccellenze, fare cassa, metterli a posto, in ordine, e ridarli e farli fruttare, no? Quindi questo si fa per i monumenti. Ma mi viene in mente un'altra cosa, io so già che associazioni, organizzatori, insomma il ciclismo sta attraversando un periodo che di per sé stesso è di grande criticità, come in tutto il mondo, come in tutta Italia, insomma a tutti i livelli c'è una grande criticità. Però dove cerchiamo di aiutare, dove ci sono criticità, non lo facciamo altrettanto bene con il ciclismo. Mi spiego meglio. Voi sapete che sono delle gare di ciclismo. Io dico sempre che una gara di ciclismo è ogni volta montare e smontare un campo di calcio. 22 atleti fanno il campo di calcio, giocano, poi dopo se ne vanno via e tutto rimane. Invece no, nel ciclismo bisogna montare transenne, mettere in sicurezza l'arrivo, quindi 250 metri di transenne con gli striscioni. Se dico delle stupidaggini avete il diritto di interrompermi, Quindi spiego quello che credo di aver visto in questi pochi anni che me ne intendo di ciclismo. Grandi eccellenze, grandi lavori. E poi ci sono gli striscioni, quegli striscioni che servono poi dopo per remunerare, per fare sì che la gara possa essere pagata a tutti i livelli, quindi le buste premio, mi viene in mente la Croce Rossa o la Croce Verde, mi vengono in mente tutti quegli accessori che servono per far sì che una gara possa andare in onda. Quindi già è gravata moltissimo dalle spese una organizzazione di ciclismo. Se poi ci aggiungiamo una becera cosa che a me è venuta, perché oramai è da qualche anno che sta coinvolgendo alcune società, c'è un regolamento che affianca il comune con delle agenzie che vanno a recuperare fondi tramite le pubblicità che noi vediamo durante nelle strade, i cartelloni pubblicitari, la tale ditta a 500 metri a destra o a sinistra, ma coinvolgendo anche e soprattutto in questo modo le società ciclistiche che organizzano l'arrivo di una tappa, a tutti i livelli. Non c'è una discriminazione tra una gara di bambini e una gara di professionisti, là si paga e basta, un tot al metro quadrato. Questa è stata una legge promulgata dal capo dal nostro Presidente della Repubblica per far sì che i comuni
avessero degli introiti maggiori per le casse, il patto di stabilità, insomma, in qualche maniera dovevano far cassa. Ma dov'è che c'è un grave errore? Che già l'organizzatore, abbiamo capito, non ne può più, non ne ha soldi, e non sono miliardari, è gente che vuole fare del bene, vuole soltanto garantire il diritto allo sport a questi ragazzi, ragazze, eccetera. E invece no, si trovano un'altra mannaia. E allora, siccome io sono uno che mi guardo i cavoli miei, ma mi piace anche andare a guardare le regole, ho guardato tutto quanto il regolamento che si è formato in questi anni tra il comune e tra questi enti di entrate, in pratica. Sono degli enti che con una gara d'appalto vanno, fanno le fotografie e dicono tu devi pagare tot. Mi sta anche abbastanza bene per il negoziante, per la fabbrica, non mi sta bene per le gare ciclistiche. Perché? Il regolamento non prevede, se voi parlate con i sindaci, dicono ma non è chiaro, non prevede un'analisi corretta per le gare di ciclismo, e ci andavano dei soloni, il ciclismo è lo sport più popolare del mondo, dovevano pensarci prima, non potete fare che sì, che gli striscioni debbano pagare la quota minima di 30 giorni, perché una volata quanto dura, Presidente? Un minuto. In quel minuto ci giochiamo tutto, se giochiamo. Se in questo minuto voi mettete delle penali da 10, 12, 20.000 euro per la pubblicità, capite bene che se volete dare la mannaia e far morire questo sport, insomma ci state riuscendo, ma io dico di no. Perché? Perché dico a tutti gli organizzatori che hanno di questi problemi di andare all'articolo 3 di questo regolamento. Perché dobbiamo leggere, dobbiamo cominciare a capire quali sono veramente i nostri diritti. Autodeterminazione vuol dire non prenderlo lì senza far nulla. Ogni tanto agitiamoci. Il regolamento e tariffe. Il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Affissioni pubbliche sono quei cartelli, l'abbiamo capito. Con il regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni, divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze. Allora, cari sindaci, quando verranno gli organizzatori di gare, le esigenze sono quelle del diritto allo sport dei nostri giovani, che è una gara dei esordienti, allievi, donne e arrivare agli junior elite, non hanno nulla a che vedere con il grano, con i grandi soloni che si fanno il grano attraverso le pratiche sportive. Non è nel ciclismo. Servono quegli sponsor per pagare soltanto la gara e nessuno si mette, credo, soldi e nessuno mai si è arricchito col ciclismo. Dico una banalità. E allora cerchiamo di riunirci tutti una volta per tutte e cominciare a far valere i nostri diritti, che sono in questo regolamento e soprattutto nella Carta Costituente. Detto questo, do la linea ad Angelo Mazzucato. Ci sono molti prodotti da assumere, aminoacidi, come poter fare in pratica poi fare tutte queste cose in molta attività. Prezzi di un'unità propria degli sportivi della sport un prodotto marcato con la sinistra da prendere nuovamente dopo l'attività. In buona sai che questa e avrete tutto questo tutti questi vitamine, minerali, una frequenza studente di lavoro, guarda, la sua completamente a fare lo stesso. Se volete iniziare una buona business, capite, avete ben recuperare delle cose sufficienti. Quindi arrabbiate al segreto per una business sufficiente. A partire di qui. Grazie. Un applauso!
ho fatto spaventare Mario Mariotto. Allora Stefano, presentaci gli esordienti e l'allieve. Sì, niente, la nostra squadra... Ma deve essere velocissimo, sì, ci siamo giocati tutto. 2 esordienti, abbiamo qua la Beatrice e la Ludovica, In piedi? poi Ludovica Girardi e Beatrice Pozzobon. Che belle tose. Ecco. Fra l'altro una è già andata sul podio del campionato italiano quest'anno del ciclocross, dunque abbiamo già una bella partenza. Bene, ecco. altre? Le altre sono tutte allieve, Valentina Mariotto che è mia figlia, poi c'è Alessia Dalmagro. Che mi pare di averla già vista. Esatto, anche questa ha un nome del cross molto importante. Poi la Giada, ecco, Giada Brisotto. Sedetevi le due davanti. Poi in fondo vedo la Ludovica Camatta, ecco qua. E poi ho dimenticato la Corinne che è nascosta, scusami Corinne, ecco qua. Giulia Chiamato, posto. Poi dietro c'è un'altra. Purtroppo scusatemi ma non le vedo, su in piedi, dai. Ecco qua, questa qua è la Chiara Cauz, che è fra l'altro la cugina anche di Francesca e come Valentina. Fatevi un bel applauso ragazzi, va. Poi abbiamo qua le donne, ma queste qua sono le professioniste, si può dire. Queste qua sono le professioniste, sono il tuo fuori all'occhiello. Presentaci queste. Dalla sinistra c'è la Chiara Pirobon, l'Asia Paladin. Sorella della Soraya. Sorella della Soraya. Questa mi pare di averla già vista qualche volta, bionda. Poi c'è la Cecchini, la Silvia, e la Francesca e l'altra Paladina. E l'altra Paladina, un applausone. Bene ragazzi, siamo proprio in chiusura, mamma mia che puntata. C'ho i fari che mi stanno abbronzando. C'è un'altra di ragazza? Ma perché mi fai sordomuto? Alzati in piedi, Pozzato. Sei stato l'unico che sei stato di parola. Hai fatto il ciclocross con noi. Vieni qua vicino a me, vieni qua, che la chiudiamo insieme. Ah, che bella sta trasmissione. A cavoli proprio. Pozzato, ciclocross, fategli un bel applauso. È un ragazzo d'onore. Vi possiamo ringraziare? Ringraziamo Marco Paludetti. Grazie Marco per quello che stai facendo. Mariotto Stefano. Grazie, avanza una pizza. Lucio Rigato, è stato un piacere, veramente. E anche a te, Soraya Paladin, fategli un applauso, veramente grande. Diamo l'appuntamento settimana prossima? Dillo tu, Settimana prossima. Ore 20? Ore 20. Stesso canale? Stesso canale. Ma sì, andiamo, dai. Ciao. Un applauso. Ciao, se va? Ciao, dai. Un applauso. Ma forte. Ma di più. Ma di più ancora! Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.